Anticorpi contro il Covid, sviluppati da un vaccino sperimentale americano nei primi 8 volontari, e il titolo vola in borsa. Chi sono gli altri in prima linea tra i 100 in prova? E la Cina offre il suo vaccino al mondo quando e se ci sarà. Buon pomeriggio da Leonardo, il telegiornale della scienza. Il mondo aspetta il vaccino anti-Covid, così ogni buona notizia provoca straordinarie reazioni, come quella ieri sera della borsa di New York, che ha fatto un gran balzo all'annuncio che il vaccino sperimentale dell'azienda americana Moderna aveva prodotto anticorpi nei volontari. Solo 8 per adesso, grosso dei test a luglio, ma intanto la corsa al vaccino vede in vantaggio alcuni gruppi. Cosa sta succedendo? Ce lo dice Cinzia Di Gianni. Si fa rovente la corsa al vaccino anticoronavirus fra speranze per un futuro prepandemico, borse che scommettono sui colossi farmaceutici e scienziati che cercano di sconfiggere un nemico proteiforme e molto insidioso. 100 i vaccini in corso di sviluppo in tutto il mondo, almeno 8 quelli già in fase di sperimentazione sull'uomo. La società Moderna di Boston, emanazione dell'MIT, ha appena segnato un punto importante. Conclusa la fase 1, ha dimostrato che il vaccino mRNA 1273 non solo non è tossico, ma è efficace. Su 8 dei 45 volontari seguiti per un mese e mezzo, rilevata per la prima volta la presenza di anticorpi neutralizzanti. Moderna, che a luglio dovrebbe cominciare la fase 3 arruolando migliaia di persone, ha scelto una strategia innovativa, quella dell'RNA messaggero, che porta dentro il corpo non un virus inattivato, ma solo un'informazione del tutto simile a quella usata dal virus per replicarsi. Grazie al sostegno massiccio del governo e alla collaborazione con la farmaceutica svizzera Lonza, potrebbe arrivare a produrne 1 miliardo di dosi l'anno. Invece IRBM, l'azienda italiana che collabora con lo Jenner Institute della Oxford University, ha scelto una strategia più classica e già sperimentata per Ebola, SARS e MERS, quella vettoriale. Utilizza come cavallo di Troia un adenovirus, un virus del raffreddore depotenziato, per entrare nelle cellule e indurre il sistema immunitario a riconoscere la proteina spike. Qui siamo alla fine della fase 1 su 500 volontari sani inglesi. In giugno, se tutto andrà bene, si passerà a 3.000 volontari, con risultati a fine settembre. E l'azienda italiana smentisce con decisione la notizia apparsa sulla stampa inglese, secondo cui i macachi utilizzati per la sperimentazione si sarebbero ammalati. Intanto anche il vaccino cinese Picovac, basato su una forma purificata e inattiva del virus SARS-CoV-2, ha dimostrato di funzionare su modelli animali, nei quali avrebbe indotto una produzione di anticorpi 10 volte superiore a quella dei guariti. Soprattutto sarebbe in grado di proteggere da 10 ceppi virali isolati in diversi paesi, Italia inclusa. E a Ginevra battute finali per l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.